quello che ha riaperto, ha dato luce a un cammino che sembrava buio. Giovanni Colucci. Grazie tanto agli amici, ospiti che sono venuti questa mattina e tutti, uno di loro, in modo diverso, ha comunque portato un contributo importante. Certamente terremo conto e sarà utile nel proseguo tutto quello che seguirà a questo incontro. Ieri sera anch'io sono stato ospite di un altro incontro, non era un congresso mi sembra, però era un incontro in cui erano presenti diversi dei gruppi dei movimenti, dei gruppi che sono qua. Devo dire che era la prima volta per me che partecipavo a uno di questi incontri e ho provato una sensazione, un'emozione, posso dire, insomma, interessante, perché mi è sembrato così come di scoprire dei parenti di cui ignoravo l'esistenza, come se improvvisamente qualcuno ti presentasse un tuo zio, un tuo cugino o un tuo fratello di cui non conoscevi e vengo a ritrovare altri. Io lì ho scoperto che questa platea in qualche modo continuava, proseguiva in quella e quella mi andava a questa. Insomma, io la vedo così, che davvero dobbiamo, insomma, non possiamo sottrarci a quello che ormai io credo sia palese, cioè che soli contiamo poco, soli siamo come quei galli di cui racconta Manzoni, no? Presi per le zampe continuano a beccarsi tra di loro, no? Pur andando incontro a qualcosa che sarà fatale per loro. Ma uniti invece non possiamo fare molto. Anzi, in un certo senso, ecco, questa è la cosa su cui non si può non riflettere, che già la soluzione a tanti problemi è nella nostra possibilità, è nelle nostre mani. Certo, giustamente adesso pongo lo sguardo adesso in modalità gli altri che hanno richiamato un punto essenziale e che anch'io credo tutti condividiamo assolutamente. È importante volersi unire, è importante voler mettere fine a questa nostra condizione scarsa, però occorre il fondamento su cui realizzare e rendere possibile questo unione. Questo fondamento non può che essere un progetto, certo, tant'è che in questo congresso che insomma non si può dire che sia proprio agli inizi, ma diciamo che quantomeno non è ancora certamente concluso, già mi viene a pensare a un altro congresso che io vorrei e che vorrei che fosse prossimo, un congresso che può essere del Partito Sardo, ma meglio ancora un congresso condiviso già da tutti e che verta non tanto sulle formule dell'incontro che sono molto importanti, ma sul progetto e quindi sulla Sardegna che vogliamo, sulla Sardegna che immaginiamo, sulla Sardegna per la quale vogliamo adoperarci, perché l'indipendenza
alludono alla stessa cosa, ovvero poter agire, poter operare, mettere rimedio a quei problemi storicamente non risolti. Ecco, prima ancora c'è perché ragazzi, non è che noi rivendichiamo l'indipendenza come un adolescente potrebbe rivendicare la libertà per scappare di casa, stare via magari avventurosamente una notte senza sapere che fare, poi torniamo a casa, no, perché così semplicemente per un impulso, no, noi vogliamo avere quella libertà che ci occorre per realizzare delle cose. Quindi anche di questo bisogna tenere conto. L'indipendenza, in un certo senso, che noi mettiamo in questo orizzonte così come l'ultimo e più importante traguardo. No! Anche l'indipendenza è una condizione, anche l'indipendenza è in qualche modo una premessa. Intendiamoci, non che i cambiamenti devono partire dal giorno in cui ci sarà quella totale, assoluta indipendenza. No, l'indipendenza deve partire da subito, da oggi. Resta tuttavia che quando parliamo di indipendenza o di sovranità o di autodeterminazione o altro, stiamo parlando di qualche cosa che serve a qualcos'altro, ovvero a realizzare la trasformazione che ci sta a fuoco. Allora, su questa, dicevo, farei quanto prima un bel congresso e se tanti amici sardisti del Partito Sardo e ospiti oggi del Partito Sardo, tutti politicamente molto consapevoli e impegnati, tutti dei politici in qualche modo, ecco, lo permetteranno, io proporrei che questo prossimo congresso fosse la parola fosse data soprattutto ai uomini della cultura. Ecco, sarebbe molto bello che noi tutti ce ne stessimo per un giorno, almeno in platea, ad ascoltare, perché bisogna molto dire e molto ascoltare, per sentire proposte, idee, sogni anche, perché anche quelli servono, cioè anche le prospettive più libere ci aiutano a definire i progetti concreti. Ecco, dare la parola ai letterati, ai musicisti, agli scienziati, ai filosofi, agli artisti, ai poeti. Ecco, dire qual è la Sardegna che vogliamo, perché siamo indipendentisti e dare così, ridare senso, ragione, consapevolezza e forza a questa nostra idea che non può che corroborarsi e poggiare su un progetto. Allora, certo, quindi questa esigenza è stata richiamata da tutti ed è molto importante. Abbiamo già molte idee, molte cose che potremmo dire, certamente ognuno di noi, anche io personalmente, ho delle idee che riguardano il territorio, che riguardano la cultura, che riguardano tanti problemi. Allora, su questi dovremmo certamente lavorare assieme. Voglio ancora aggiungere che quanto al come procedere, c'è nel nostro statuto quell'indicazione che è molto interessante, che è di traguardo e di percorso verso l'indipendenza attraverso la sovranità. È bellissima quella interessante, molto quella metafora o comunque quell'idea che ha sostenuto uno degli ultimi che è intervenuto, forse non l'ultimo, che si
Sardegna e alla Sardegna, e chi invece ha le sue radici, ha le sue segreterie, ha le sue retrovie, o meglio, le sue principali sedi a Roma e retrovie di quelle sedi in Sardegna. Sì, su questo voglio avanzare proponendola come motivo di un confronto, di una riflessione, quindi anche con i partiti italiani un rapporto sia possibile. In generale direi perché alla fine i partiti comunque sono composti da uomini che sono generalmente disabili, sensibili, che dicono comunque poi dicono anche un loro conflitto dal punto di vista, o che hanno, sono invece del tutto convinti che per il bene della Sardegna si debba fare. Ecco, io credo che senza dover necessariamente declamare delle scomuniche, no? Si possa invece rovesciare quella domanda che è sempre stata fatta a loro. È sempre stata fatta questa domanda. Dopo qualunque congresso, dopo qualunque incontro, non mancava il giornalista, magari ecco, che poi si avvicinava e, come dire, che tutto quello che avevamo detto in fondo erano cose così un po' consistenti, o cose che non prende troppo in considerazione. Poneva la domanda concreta: va bene, avete detto, proclamato, dichiarato, promesso, annunciato, eccetera, eccetera, ma la domanda era: con chi? Con chi sarete? Questa è sempre stata la domanda. Ma signori, ma non è tempo, scusate, ma non è tempo che questa domanda la facciano a loro, ai partiti italiani, cioè siano loro eventualmente a condividere le nostre battaglie. Se noi domani proponiamo e facciamo una battaglia per l'istituzione del bilinguismo in Sardegna, se noi facciamo una battaglia perché i trasporti siano gestiti direttamente dai sardi, se faremo una battaglia ci sia un regime fiscale adeguato alla Sardegna, eccetera, o faremo un referendum per l'indipendenza. Io direi che se i partiti italiani vogliono sottoscrivere il referendum per l'indipendenza, che vengano, no? Ma sono loro che saranno con noi su questi chiari progetti, su questi punti. Quindi in un certo senso va veramente rovesciata quella logica, perché quella stava dentro un presupposto, e cioè che noi fossimo piccoli e deboli e che loro fossero invece forti e che avevano prima di essere altro che allearsi, associarsi a loro o di a destra o a sinistra. Ma noi, se portiamo avanti questo lavoro, noi saremo tutt'altro, noi saremo in grado di rovesciare veramente questo rapporto. Tant'è che è un principio che in altre occasioni io stesso ho notato che comunque era necessario del partito sardo, quello che in definitiva era mettere al primo posto sempre l'azione, le cose concrete, non l'ideologia. Facciamo un'alleanza, vediamo, questo era il criterio di un partito d'azione sardista, ma volto alla concretezza e quindi a operare al di là dei pregiudizi ideologici. Sì, certo, è stato un principio importante, io direi un principio anti-ideologico che conserva il suo forte contenuto di modernità, che tuttavia in questo momento va messo da parte. Questo è il momento in cui il partito sardo
partito sacro non può essere e non sarà il partito esposto a questo vacillare. Ma vorrei anche aggiungere a questo proposito una lettura che non può che essere patrimonio di tutti, di questa lunga storia durata quasi un secolo. Nel corso di questa lunga storia, l'azione svolta dal partito sacro ha generato una sorta di laboratorio che è anche un laboratorio di conoscenza dei sacri. Perché cosa ho fatto da poco, anzi sto facendo con la collaborazione degli alcuni amici? Ho raccolto tutti i dati elettorali dell'ultimo secolo, grosso modo, l'ultimo secolo, diciamo, a partire dal 1919, quando la lista eletto per la prima volta, composta dai reduci della prima guerra mondiale, si candida alle elezioni e ottiene qualcosa come 38%. L'anno, 2 anni dopo, nel 21, il partito sacro sfiora il 40%. Allora, da questo momento, se noi analizziamo le curve, per così dire, di questi che si deducono dai dati elettorali provinciali e poi dopo l'autonomia regionale, politici nazionali, noi abbiamo una sorta di immagine dei flussi di crescita e di decrescita del partito. E questo è un test, direi piuttosto rilevante, perché è un test che subito sia stato svolto in altre occasioni con tale rilievo, no? E in modo così circostanziato, che dura quasi un secolo. In questo secolo il partito sacro è stato anche, in un certo senso, strumento di conoscenza dei sentimenti, delle spese, delle volontà dei sacri. E che cosa emerge da questi dati? Che naturalmente si prestano alla interpretazione che io, appena possibile, metterò a disposizione di tutti affinché su questo si possano fare le riflessioni. Ma io mi anticipo quello che già appare piuttosto palese, no? Anche se potrà essere poi esaminato nel dettaglio. E cioè che laddove il partito sacro questo